sono arrivati a Padova in migliaia da tutto il Veneto per una festa che ha riempito Piazza Garibaldi prima che il corteo, alla presenza discreta delle forze dell'ordine, si muovesse, attraversasse il centro e raggiungesse Piazza Portello. Un Padova Pride che difende i diritti della comunità LGBT, dei trans, degli omosessuali, delle famiglie con due papà o con due mamme, e in piazza c'erano giovani, meno giovani, studenti e famiglie. Lo slogan di quest'anno è "Chi si cura di te", perché in questo clima d'odio pesante, in questo clima di violenza istituzionale, in questo hummus politico che non si cura affatto degli ultimi, delle minoranze, abbiamo bisogno che le persone si prendano cura le une delle altre e che la collettività si prenda cura di chi non riesce a farlo. La speranza di questa comunità è che arrivino anche prima o poi delle leggi che la sostengano e la avvicinino al resto dei cittadini. Vorremmo una legge contro le discriminazioni che è stata bocciata l'anno scorso, vorremmo un matrimonio egualitario, una forma di diritto di famiglia che equipara le famiglie omogenitoriali a quelle eterosessuali, vorremmo un aborto libero, sicuro e gratuito, vorremmo una medicina più femminista che si prende davvero cura delle persone. Di certo ormai da alcuni anni Padova risponde con grande partecipazione ed entusiasmo al Pride, ma per gli organizzatori non è più una sorpresa. Padova risponde bene perché è una città accogliente ed è una città in cui da anni e anni le associazioni lavorano e lavorano anche con le istituzioni, ma anche con tutto il tessuto sociale, dagli studenti ai pensionati,